ci sono risultati, no? Dobbiamo aspettare ancora qualcuno, penso che possiamo iniziare. Allora, sì, sì, no, inizio io. Allora, salve a tutti, benvenuti. Domani sicuramente saremo più numerosi di oggi. Intanto vi accolgo io in nome anche del direttore Viti qui in Friuli. Questa è la terza edizione dei Dialoghi di Anarsia. I temi trattati sono temi di interesse comune di tutti gli associati. Parleremo, ovviamente, poi ci sarà un approfondimento sul programma dei giorni successivi fatto dal nostro direttore tecnico Andrea Bordoni. I temi sono il carbon farming e i vitigni resistenti. Ringrazio ovviamente il dottor Viti per l'accoglienza. Raccontavo proprio prima che rispetto all'esigenza di incontrarci nei consueti due eventi annuali dei Dialoghi Anarsia, loro che sono stati gli ultimi arrivati associati in Anarsia a febbraio-marzo dell'anno scorso, sono stati quelli che sono stati interessati da me e da Nicola Dell'Acqua, che non è potuto essere qui, che mi ha preceduto nella presidenza di Anarsia. Sono stati subito disponibili ad accogliere questa iniziativa e questo evento. Quindi ringrazio assolutamente Mauro. Persona straordinaria, veramente grazie. Devo ringraziare ovviamente non solo tutti gli intervenuti, la disponibilità del CREA, qua rappresentato da un consigliere d'amministrazione presente. Devo ringraziare ovviamente tutti i partecipanti, i relatori e la disponibilità dei relatori dei prossimi giorni, e permettetemi che non è mai scontato dire un grazie ad Andrea, a Laura Faccia della segreteria di Arsial, che hanno fatto un lavoro veramente infinito, straordinario, per permettere in pochissimo tempo l'organizzazione di questa iniziativa. Io so che c'è, non rubo tanto tempo perché so che c'è collegato da remoto per un saluto il dottor Andrea Rocchi, presidente del CREA, che ringrazio per il continuo sostegno all'associazione e per la collaborazione di questi anni. Quindi do la parola al presidente, se è collegato, lo saluto e lo ringrazio per l'intervento. Sì, buonasera, mi sentite? Sì, la Sì, sentiamo bene. presidente, ti Fra un sentiamo po' e a breve vediamo. la vedremo altrettanto. Presidente, un attimo di pazienza. Sì, sì, ditemi voi. La vediamo, grazie. Benvenuto. Eccoci qua. Allora, grazie a voi dell'invito. Ci tenevo, anche se da remoto, a portare i saluti di Crea. Oggi, diciamo, siamo in una giornata, potremmo definirla storica, perché come avrete saputo è stata riconosciuta la cucina italiana come patrimonio immateriale dell'UNESCO, che, diciamo, al di là della coccarda e dell'etichetta, rappresenta un grande e importante riconoscimento non solo per il lavoro di questo governo, di tutte le istituzioni, che in realtà, diciamo, parte ancora da più lontano, ma è un qualcosa che coinvolge tutti noi
impegnati nel settore dell'agroalimentare. Ringrazio il direttore Guastella per averci come sempre coinvolto, il dottor Bordone e tutte le persone che in Anarzia ormai da tempo, Nicola Dell'Acqua e tutti gli altri che diciamo, sono i nostri interlocutori per le attività operative e progettuali. Ci tenevo, come dicevo, a essere presente per portare i saluti della nostra istituzione perché crediamo in questo connubio, in questo ruolo di interscambio tra le agenzie regionali e un importante ente di ricerca come CREA. Il nostro consigliere delegato, il dottor Monteleone, come ben sapete, è persona estremamente attiva e mi permetto di dire particolarmente qualificata in alcune tematiche come quelle oggi in discussione. Venendo ai temi oggetto di queste giornate, di questi dialoghi, noi siamo ovviamente particolarmente interessati perché, come avrete saputo, recentemente siamo stati, diciamo, indicati come gestori del registro dei crediti di carbonio in ambito forestale. I crediti di carbonio intervengono nell'ambito della carbon farming e rappresenta, come ben noto, una delle varie opportunità che agli agricoltori potrebbero, diciamo, aiutare ad apportare valore nella capacità di fare impresa, ma soprattutto migliorare, come dire, l'attenzione da una parte verso l'ambiente, ma dall'altra anche una potenziale opportunità finanziaria di introito. L'altro tema è altrettanto interessante e concretamente al centro delle nostre attività, quella dei vitigni resistenti, che parte, diciamo, da un'analisi storica che vede nelle prime ibridazioni, nei primi incroci, la possibilità di creare appunto delle particolari condizioni, di creare appunto delle specie vegetali resistenti che possono permettere di resistere meglio, di produrre di più e magari di avere meno limiti nella capacità di resistere a delle problematiche, come si suol dire, di stress biotici e abiotici. Siamo ovviamente nell'altro ambito abbastanza coinvolti, mi riferisco all'ETEA, sempre un modo di ragionare molto legato ai processi di innovazione, del miglioramento genetico delle piante in generale, ma anche e soprattutto dei vitigni. Questo per dire che l'agricoltura in generale ormai sta avendo una evoluzione importante con un particolare riguardo all'ambiente, ma dall'altra a quella che è appunto la cosiddetta sostenibilità economica e finanziaria, perché gli agricoltori e i territori devono poter vivere di questa attività che, come si ricorda sempre, sono, diciamo, i produttori di quello che noi mangiamo, ma sono anche i difensori del territorio. Quindi gli agricoltori devono essere e rimanere il nostro punto di riferimento. Come ricercatori possiamo e dobbiamo lavorare di più sul trasferimento di conoscenze, sul trasferimento tecnologico, la condivisione con le agenzie regionali. Anarzia, come ho avuto modo di dire fin dal mio primo contatto, è il complemento a uno per come noi pensiamo questo nuovo modo di gestire le attività di ricerca, che possono essere importanti nella ricerca di base, ma soprattutto orientate a un'attività di servizio. Quindi oggi era per me importante ulteriormente rappresentare quanto CREA crede nel rapporto con Anarzia e anzi, come abbiamo cercato e stiamo cercando di fare, vorremmo cercare di rafforzarlo anche dal punto di vista giuridico, ma quella diciamo, è una sfida che porteremo poi in altri tavoli tecnici di cui magari avremo modo di parlare successivamente. Io vi ringrazio ancora dell'invito e vi auguro una proficua continuazione dei lavori e che questa collaborazione possa essere veramente foriera di tantissime attività di crescita reciproca per noi come ricercatori, ma anche per le attività importanti che tutti voi svolgete sui vostri territori. Grazie davvero.
Grazie Presidente. Con il consigliere Monteleone raccontavo di aver seguito con molto interesse l'intervento suo nell'evento del ministro a Castel Sant'Angelo di ieri. È stato un intervento non solo interessante, ma che fa capire la centralità del CREA, diciamo, nell'ambito appunto della ricerca a livello nazionale. Per noi siete ovviamente un punto di riferimento. Con il dottor Monteleone ragionavamo non solo sul tema del protocollo sottoscritto a suo tempo tra CREA e Anarsia, ma in modo particolare è importante anche la condivisione di alcune tematiche di interesse generale e quindi il contributo proprio nella decisione dei temi da trattare nell'ambito delle iniziative appunto di Anarsia. Il vostro contributo sarà sempre ben accetto e importante e centrale. È centrale. Quindi la collaborazione sicuramente continuerà, il tema della ricerca è centrale, il tema ovviamente della dimostrazione in campo delle attività di ricerca altrettanto, come fondamentale, come abbiamo detto più di una volta, è il coordinamento dei temi della ricerca, spesso duplicata, spesso magari utilizzando risorse che potrebbero essere finalizzate in modo diverso, quindi la conoscenza rispetto all'innovazione, alla diffusione dell'innovazione rimane centrale come il suo coordinamento. Quindi questo è un altro tema che credo sia importante condividere e sviluppare, le forme di coordinamento e le forme di diffusione della conoscenza nel comparto agricolo, credo che sia centrale per tutti quanti. La ringrazio nuovamente. La Grazie a saluto, voi, spero di concordo e vederla sottoscrivo presto. tutto quanto detto. Benissimo, grazie Buona ancora, grazie per prosecuzione, la mi scuso ma disponibilità. mi devo Grazie, a spostare. presto. Grazie a voi, a presto. Io lascerei la parola al padrone di casa, a Mauro. Grazie ancora e la parola a te. Grazie a te per l'opportunità che ci è stata data. Come diceva il Presidente, noi ci siamo associati da poco in Anarsia e subito lui ci ha fatto questa apertura di fiducia chiedendoci di organizzare questi dialoghi. Per noi, insomma, spero non se ne penta, ma credo, insomma, stiamo lavorando per fare bella figura, onestamente. Ringrazio anche i miei collaboratori che stanno dando una grossa mano per l'organizzazione dell'evento. Essere qui in questi 3 giorni sicuramente permetterà a ciascuno di noi di allacciare dei rapporti, di aumentare le nostre conoscenze e farci capire quanto siamo importanti nel mondo dell'agricoltura come strutture, proprio perché abbiamo il compito di sperimentare, di guardare al futuro dell'agricoltura e di avere questo costante rapporto con gli imprenditori agricoli che da noi si aspettano serietà e professionalità nel raccontare le cose che facciamo. Se guardiamo i siti, i portali delle nostre agenzie, troviamo un elenco di attività che ciascuno di noi svolge nel territorio nazionale, che è enorme. Queste attività che devono essere fatte in collaborazione sempre con la parte politica che ci governa, con l'assessore, con le direzioni dell'agricoltura delle regioni, perché dobbiamo dare messaggi univoci, non creare confusione tra le agenzie e la parte politica. Dobbiamo aiutare i nostri decisori politici anche nelle loro attività quotidiane, proprio perché è un compito, è un compito veramente a cui tengo particolarmente perché me ne occupo da poco, me ne occupo da febbraio di quest'anno, però dicevamo prima con Giacomo, mi si è aperto un mondo incredibile. È veramente il mondo dell'agricoltura è un mondo incredibile, con tantissima tecnologia, tantissima voglia di innovazione e noi dobbiamo perseguire questo. I 2 argomenti che tratteremo in queste 2 giornate, è stato più volte sottolineato anche dal Presidente del CREA, sono argomenti che sono di assoluta attualità. Per cui ringrazio voi che siete presenti e i colleghi che sono collegati online e auguro a ciascuno di noi veramente un buon lavoro per queste 3 giornate. Grazie.
Grazie Mauro. A questo punto abbiamo in scaletta altri interventi. Il dottor Costantini Prego, dottor Costantini, piacere. Prego. Dottor Costantini della Direzione Agricoltura della Regione Friuli Venezia Giulia. Buonasera a tutti. Salve. Beh, ci mancherebbe. Io do il benvenuto, vi porto anche il saluto del nostro direttore centrale, l'ingegnere Vizio, che attualmente è impegnato in Consiglio regionale perché stanno discutendo la nostra legge di stabilità 2026, per cui c'è anche all'ordine del giorno il nostro articolo e quindi il direttore centrale e l'assessore sono dovuti andare a Trieste. Mi collego subito con la legge di stabilità 2026 perché noi come direzione, come assessorato, in particolare su un tema che voi tratterete in questi giorni, che è quello dei crediti di carbonio, ci stiamo interessando, stiamo cominciando un po' a cercare di approfondire con le nostre conoscenze e di metterle magari a servizio del territorio. In particolare abbiamo previsto a partire dal 2026 3 interventi. Uno in collaborazione con l'ELSA e con la nostra legge regionale che riguarda l'assistenza tecnica, è relativo alla possibilità di formare dei tecnici che siano in grado poi di dare consulenze qualificate alle nostre aziende per migliorare anche le loro performance ambientali proprio in ottica di certificazione dei crediti carbonio. E quindi cercheremo di mettere in atto una misura che appunto riesca a dare questo tipo di qualifica. Il secondo intervento che abbiamo pensato e che vorremmo provare magari in via sperimentale è quello di realizzare una linea contributiva dedicata, magari sperimentale, su un ristretto numero di imprese che possa abbattere magari i costi di certificazione al fine proprio di cominciare un po' a diffondere. Abbiamo visto in questo inizio in cui noi ci stiamo interessando che la conoscenza su queste materie è ancora molto molto limitata nel settore rispetto nel settore delle imprese agricole, per cui cercheremo magari con un piccolo segnale di cominciare anche a diffondere magari anche la possibilità di ragionarci sopra. Il terzo intervento che stiamo introducendo come possibilità, diciamo, generale è quello all'interno del nostro strumento finanziario, che è un fondo di rotazione che noi utilizziamo, ed è quello di prevedere la possibilità comunque di impiegare i crediti certificati, quando ci saranno crediti certificati, anche per quanto riguarda il rimborso alle banche dei finanziamenti erogati. È un'idea che abbiamo, che vorremmo portare avanti. Ovviamente abbiamo anche in previsione il confronto con i nostri colleghi delle attività produttive anche per creare un punto di contatto tra il settore agricolo, tra chi produce o produrrà questi crediti, e il settore delle attività produttive che sarà quello che consumerà, che sarà chiamato appunto a consumare i crediti. Per cui insomma un po' di idee ce l'abbiamo in collaborazione sempre con i colleghi dell'ELSA e cerchiamo insomma di metterle in pratica sul territorio per il bene delle nostre aziende agricole. Ecco, quindi anch'io ringrazio gli organizzatori, l'ELSA, i relatori, i partecipanti per queste vostre giornate di lavoro che domani seguirò anch'io con molto interesse. Quindi grazie ancora e benvenuti a tutti. L'aspettiamo. Grazie, dottor. Grazie tante. Io inviterei qui il dottor Giorgetti al posto del dottor Dell'Acqua, vice direttore di Veneto Agricoltura, e quindi prego, a lei la parola, direttore. Grazie. Allora, in primis porto un saluto di Veneto Agricoltura e ho sentito anche questa mattina il mio direttore Nicola Dell'Acqua e quindi porto con calore i suoi saluti. Inizierei con un aneddoto. All'incirca 2 anni fa, io svolgo anche le funzioni di direttore amministrativo. I direttori amministrativi sono quei burocrati che maneggiano carte, fanno statute, conti, contratti e via dicendo. E il mio direttore, che amo sempre dire, nella sua lucida follia, entra un giorno e tra un'ordinanza commissariale dell'alluvione, tra una nevicata, una tempesta vaia, tra il gatto selvatico e le ostriche della laguna di Venezia, non so quali altre cose che non riesco neanche a ricordare tutte quante, dice facciamo anarsia. E io allora dissi ecco un'altra, tra statuti, notai, membri associativi e via dicendo, devo dare merito e riconoscere questa sempre sua lucida follia che fu una straordinaria intuizione.
Anarsia è una straordinaria intuizione, perché se noi pensiamo, la porto più magari dal mio profilo di conoscenza dell'informatica, quella che è una novità, un'applicazione dell'informatica, se ChatGPT riconosce i contenuti video o se Notebook LM ti fa le trascrizioni di un dossier o altre cose, dopo qualche ora diventa patrimonio di dominio e di utilizzo pubblico. Ora, nel settore primario, che non a caso si chiama primario, secondario, terziario, primario avrà pure un significato anche di valori e di contenuto di questo, il nostro compito, il nostro valore aggiunto di Anarsia è quello di fare sistema e di fare rete, affinché le best practice che ognuno di noi ha, perché magari c'è chi è più forte nella formazione, chi nella divulgazione, chi in una innovazione, chi ha anche un sistema applicativo di rendicontazione o di quant'altro, metta a fattore comune, a patrimonio, la sua conoscenza, la sua esperienza, la sua ricerca di soluzioni, affinché tutto il sistema della filiera primaria abbia un beneficio. Quindi grazie comunque di continuare a trovarci, di continuare a confrontarci, di continuare a migliorarci, perché ovviamente la nostra azione ha una ricaduta nei confronti dell'azienda agricola, del cittadino e di tutta la filiera assolutamente importante. Quindi saluti da Nicola Dell'Acqua, che presidente incaricato di ARERA, ormai sia di dominio pubblico, avrà altri incarichi per svolgere la sua lucida follia e apportare una ventata di novità, di dinamismo e di freschezza anche in quel settore. Grazie. Grazie dottor Giorgetti, è stato un piacere intanto conoscerla, perché Nicola un po' monopolizzava, diciamo, tutti gli ambiti in cui si trovava, quindi un piacere averla con noi. Dispiace per Nicola, ma ovviamente non è qui per cose importanti, per cui un in bocca al lupo, al direttore, al vostro direttore, ovviamente ad maiora. Io inviterei qui il direttore di Alsia, dottor Blasi, per un saluto. La ringrazio, gentilissimo. Le lascio il microfono e la parola se vuole. Prego. Mi fermo qui se mi sentite, ma veramente un brevissimo saluto e chiaramente un ringraziamento prima a chi ci ospita, perché veramente complimenti, siete stati bravissimi. Anch'io come lei è da pochissimo che sono direttore dell'Alsia, addirittura da soltanto 2 mesi, quindi sono stato catapultato in questo mondo straordinario dei servizi di sviluppo per l'agricoltura, anche se provengo chiaramente, io sono un tecnico, ho sempre lavorato nel mondo dell'agricoltura. Prima di occuparmi di Alsia ero direttore di un ente di certificazione di prodotti agroalimentari e ancora prima direttore di un laboratorio di genetica molecolare applicata agli animali di interesse zootecnico. Quindi in bocca al lupo, più che le congratulazioni, mi serve un grosso in bocca al lupo, perché eredito una struttura importante che ha guidato negli anni scorsi il professor Crescenzi, che tra l'altro è uno dei fondatori di Anarsia. Mi dicevano i colleghi di Alsia che proprio a Matera è stata scritta la carta di Matera, la carta che ha dato il via poi ad Anarsia. Anarsia è una struttura importante. Noi, anche se da tanto tempo siamo presenti sui servizi di sviluppo in agricoltura, abbiamo la necessità di confrontarci con altre realtà come la nostra, di cogliere le cose importanti da offrire ai nostri agricoltori. In modo particolare noi viviamo 2 grosse criticità in Basilicata: lo spopolamento, i nostri giovani vanno via perché ci sono 1000 difficoltà, specialmente nella zona della dorsale appenninica della nostra regione. Quindi l'impegno che vogliamo dare è proprio, vogliamo mettere in campo è proprio questo: cercare di trattenere i nostri giovani in Basilicata, e ce ne sono tanti che lavorano in agricoltura. Poi l'altro tema grosso è la crisi idrica. Da noi c'è una siccità molto forte e noi già in questi primi mesi, le prime attività che stiamo mettendo in campo sono proprio quelle per cercare di dare un supporto agli agricoltori
per cercare di superare questa difficoltà che non è banale, però vogliamo anche grazie all'aiuto di questa rete cercare di offrire qualche soluzione in più ai nostri agricoltori. Poi i temi che saranno trattati in questa 3 giorni sono temi importanti su cui anche noi stiamo lavorando, però mi fermo qui, vi ringrazio il Presidente e il Direttore di Anarsia per queste giornate, per questi dialoghi, e noi siamo sempre disponibili ad ospitare i prossimi appuntamenti, perché anche il Dipartimento Agricoltura, l'assessore all'agricoltura mi dicevano che sono pronti a darci una mano nell'organizzazione. Grazie. Grazie mille, dottor Blasi, grazie davvero. Non c'è da ringraziare dell'invito perché siamo un'associazione per cui siamo una grande famiglia ormai diventati, e quindi è importante e fondamentale, io dico sempre, alimentare un po' la fiammella di Anarsia, perché presi tutti da 1000 impegni, spesso pressanti e faticosi, riuscire a tenere in piedi un'associazione non è semplice, quindi la partecipazione di ognuno di voi, il contributo fattivo di ognuno di voi permetterà in qualche modo la sopravvivenza dell'agenzia, atteso che abbiamo tutti condiviso l'importanza di fare rete, di condividere e di anche nelle diversità tra agenzie far diventare il punto di forza proprio di questa associazione, perché nella diversità riusciamo in qualche modo forse anche a livellare un po' le nostre capacità di dare la nostra forza di dare risposte al settore agricolo, ai produttori che tanta fatica sappiamo fanno. Il tema dello spopolamento è un tema un po' comune un po' a tutti, magari alcune regioni fanno più fatica, c'è tutto il tema delle aree interne, dello spopolamento delle aree interne, che sono poi custodi di una biodiversità eccezionale, per cui ci sono tanti temi e una grande responsabilità di Anarsi è quella proprio di cercare di rendere sempre attivo il pensiero su questi temi, condividere appunto potenziali anche proposte, perché poi noi dal lavoro che facciamo, dagli incontri, dovremmo anche probabilmente riuscire a tirar fuori qualche documento da sottoporre anche attraverso il CREA al MASAF per tirare il sassolino nello stagno e alimentare anche la discussione a livello centrale. Io vorrei la mia amica dottoressa Motta qui per un saluto, che fa parte ovviamente dell'ufficio di presidenza, sempre presente, il cui contributo è sempre eccezionale e importante. La dottoressa Caligiuri, che si doveva collegare, non so se si collegherà, probabilmente no. Mi dispiace, magari se l'avremo più tardi mi farà piacere ringraziarla nuovamente. Per chi c'è stato si ricorderà la 3 giorni calabrese, che è stata veramente qualcosa di straordinario, tutti quanti lo possono dire, per cui mi faceva ancora piacere ringraziarla per la grande ospitalità. Lascio la parola a Silvia. Velocissima, io intanto porto i saluti del mio presidente Fabio Losio e di tutta ERSAF. Ringrazio il dottor Guastella e il dottor Bordoni, senza i quali Anarsia farebbe veramente fatica a proseguire le attività, e per i contributi di altissimo di livello e i momenti di confronto tra le regioni, che non sempre sono semplici. Spesso ci ritroviamo ognuno a lavorare nel, diciamo, suo mondo un po' chiuso, e questi sono dei momenti per me preziosissimi di alto livello e di confronto con chi affronta gli stessi temi, seppur con le differenze territoriali, ma che cerca di mettere poi in pratica, perché siamo tutti enti tecnici, le politiche nazionali e poi regionali. Quindi grazie. Allora, in attesa che arrivi il direttore di AMAP, Francesca Severini, io a questo punto lascerei la parola ad Andrea Bordoni, che ci racconta un po' il programma delle prossime giornate,
Poi, chiuso il programma, daremo apertura ai lavori dell'Assemblea e ovviamente poi continueremo secondo programma odierno. Sì, intanto è veramente un piacere rivedere tanti di voi e soprattutto è un piacere cercare insieme di affrontare delle argomentazioni, delle problematiche così importanti per quanto riguarda la nostra agricoltura. Io, come sapete, precedentemente da direttore di un'agenzia e prima ancora direttore delle direzioni agricoltura, cioè ho affrontato i piwi, quindi i vitigni resistenti, ma ho lavorato sempre sui crediti di carbonio e quindi sulla carbon farming e su questo benedetto inglobare il carbonio nel terreno. Quindi ecco, siamo riusciti in maniera veramente, ringrazio Guastella che l'ha detto, perché in tempi veramente velocissimi, a mettere insieme tante persone, adesso le vedremo, per svolgere questo confronto, perché i dialoghi sono un confronto. Ovviamente non c'è qualcuno che insegna e qualche altro che deve imparare, ma è un confronto tra di noi per crescere e soprattutto per fare un punto e magari poi andare avanti. Allora, qua noi possiamo vedere il programma che ci siamo dati, quindi dopo la presentazione di questa sera, domani quindi andremo a fare un focus importante su quelli che sono i crediti di carbonio, ma soprattutto sul carbon farming. Volevo porre l'accento sulla presenza, purtroppo non di Giulio Volpi, ma della Commissione europea, della DG Clima, con un suo collaboratore, perché inizieremo quindi da quel punto proprio con il regolamento e con la certificazione europea dei crediti, per poi andare proprio nella parte proprio più specifica, sia normativa che tecnica, per quanto riguarda i crediti di carbonio riguardo l'aspetto forestale. Da questo andremo sulla certificazione e qui abbiamo delle qualificate persone che hanno lavorato da tempo su questo, per poi giungere alla parte quella che dell'impatto economico che c'ha questo carbon farming. Vi dico una cosa, che quando parlavo con alcuni sì, diciamo imprenditori, no, così, di questo momento, di questo evento, per dire guardate che stiamo interessando, eccetera, poi mi hanno detto ma sti crediti di carbonio, che la parola crediti praticamente no, da sempre un fattore, dice ma infatti si può guadagnare qualcosa, perché è un credito. Ecco, vedremo insieme qui a una professoressa, tra l'altro giovane, Silvia Poderoni, di affrontare anche questo argomento, che sicuramente non saremo esaustivi, ma sicuramente sarà una cosa molto importante per poi andare avanti. Nel pomeriggio invece ci dedicheremo più verso l'aspetto proprio, diciamo, più sperimentale, cioè le sperimentazioni a che cosa hanno portato e quindi faremo proprio su questo dei focus anche sull'approccio modellistico per quanto riguarda il carbon farming. Quindi ci avremo l'aspetto, c'è l'ERSAF, c'è l'ERSAF Lombardia, l'ERSAF Venezia Giulia, il CREA che farà proprio un punto
su quelli che sono i progetti del CREA del carbon farming e i risultati del progetto proprio specifico particolare. Chiuderemo la serata con, eccolo, il momento proprio, vorremmo proprio fare un confronto, un momento per capire insieme se i crediti di carbonio possono essere un'opportunità per le aziende agricole, quali sono le questioni aperte e quali potrebbero essere le prossime tappe. Come voi sapete, siamo giunti a un quid per quanto riguarda il settore forestale, ma stiamo lavorando e dobbiamo ancora lavorare per quanto riguarda poi i sanitativi e il complesso. Anche qui le conclusioni dovevamo tirare con il dottor Dell'Acqua, sicuramente avremo delle altre persone che possono in qualche maniera mettere insieme tutto quello che abbiamo, siamo messi a punto. Poi arriveremo alla giornata di venerdì, invece sarà dedicata completamente a quelli che oggi chiamiamo vivi, no? Quindi questi vitigni resistenti, ecco la dottoressa Francesca Severini che è direttore dell'AMAP, poi la chiameremo a fare in salute. Quindi dicevo, cioè oltre a visitare quindi il Vivaio Rauscedo, che come voi sapete sono arrivati anche a una tecnologia, un'organizzazione molto elevata, ecco, faremo questo tavolo di confronto con tantissimi esperti proprio veicoli, tantissimi esperti che in maniera o l'altra hanno lavorato sui pili. Ci sarà qualcuno che ci ha lavorato più sull'aspetto normativo, qualche altro sull'aspetto proprio tecnico, qualche altro sull'aspetto proprio sperimentale, qualche altro anche, ed ecco qua l'altra cosa, per quanto riguarda le microvinificazioni e il prodotto, perché è vero che facciamo vinificazione, ma poi e quindi ci avremo anche l'opportunità di assaggiare, di fare dei test su alcuni vini proprio prodotti da queste microvinificazioni. Adesso vedremo un po' come organizzare. E qua ci saluteremo per i prossimi piani. Quindi, come vedete le cose sono molto intense, un programma molto intenso, ci sono tantissimi esperti che ci daranno il loro contributo e speriamo che possa essere veramente utile e soprattutto che possa mettere insieme queste le agenzie, le regioni, cioè gli enti, crea che praticamente lavora ormai da tempo su queste argomentazioni. Grazie Andrea, tematiche affascinanti, di crediti di carbonio vi dico la verità, fino a quando non me ne parlò a suo tempo Nicola, facevo un po' di fatica, avevo lasciato un po' di certificati bianchi in ambito forestale, per cui è un tema molto affascinante, ritengo sia una grande opportunità. Ovviamente la giornata di domani, anche chi è poco addentro come me al tema, sarà una giornata di grande interesse perché si affronteranno tutti gli aspetti della tematica, come ha detto Andrea. Ho invece sui vitigni resistenti qualche esperienza in più di conoscenza, avendo già avuto modo di visitare Vipai Cooperativi Rauscedo in un'iniziativa promossa da loro circa un anno e mezzo fa. Noi all'azienda sperimentale come Arsial di Velletri già lavoriamo da tempo, avrete modo anche di degustare qualche diciamo microvinificazione che riguarda l'azienda dimostrativa di Velletri, peraltro condivisa con il CREA VE.
Domani ci sarà appunto il dottor Velasco che sarà parte, diciamo, si dovrebbe collegare, quindi se è collegato lo saluto, non lo sento, ma... Io sono collegato. Giacomo. La Toscana. Ciao Giovanni, bello, come stai? Sì, stavo messo male. È Giacomo, collegato? sono collegato. Allora, ti saluto, dottor Velasco, benvenuto in Anarsia. Forse non avevamo, diciamo, mai avuto modo di parlare dell'associazione, o forse ne avevamo parlato di sfuggita. Sono ben felice non solo di vederti adesso in video, ma anche di averti tra noi, non solo adesso, ma soprattutto domani. Domani sera vengo. Domani sera e poi dopodomani, ovviamente. Dopodomani, Piwi, sì. Esatto, e quindi sarai, diciamo, centrale nella discussione che riguarda proprio il tema dei vitigni resistenti. Ti do il benvenuto in Anarsia e niente, piacere di averti tra di noi. Intanto volevo salutare tutti, ringraziarvi per l'invito, mi spiace che non ci sia Nicola, ma sono molto contento di vederti di persona di nuovo zompettante e agile. Agile è un parolone. Agile è un parolone, però ci sto provando, piano piano. Mi sembra che tu stia bene, sono contento. Sì, sto meglio, sto molto meglio, grazie. Bene. Ringrazio il collega che ha già speso le parole sui Piwi, per cui non c'è bisogno di scrivere altro. Qualche parola però, Riccardo, presentaci un attimo questa cosa un po'. No, la cosa molto bella è che è un condensato dei 3 principali breeder italiani, cioè la Fondazione MAC, sarà presente il dottor Stefanini, e le associazioni vivaistiche a loro collegate, Vivai Cooperativi Rauscedo, che ha lavorato molto con Liga di Udine e l'Università di Udine, e anche con noi, e noi del CREA, che a Conegliano, ma anche a Velletri, anche ad Arezzo, anche a Turi in provincia di Bari, facciamo attività di miglioramento genetico per vitigni resistenti. Noi come CREA lavoriamo e con Arcel e con le altre associazioni che lavorano con noi, lavoriamo prevalentemente sugli autoctoni, cioè vogliamo fare Piwi, vitigni resistenti di varietà specifiche del territorio dove insiste la nostra azienda sperimentale, nel caso di Velletri congiuntamente con Arzia, nel caso di Conegliano e Spresiano con le principali realtà del Prosecco DOC e di OCG, e a Turi con ovviamente i vivaisti pugliesi, così come ad Arezzo facciamo fatica perché la Toscana finora è stata quella tra le più resistenti ad accettare l'idea che un Sangiovese, figlio di Sangiovese, possa essere resistente, ma sono assolutamente certo che nel momento in cui assaggiamo i vini sarà tutt'altra storia. A parole è difficile convincere. Quando ci sono dei prodotti che cominciano a essere più che dignitosi, per non dire addirittura buoni, a quel punto lì le persone hanno una predisposizione diversa. Ora, chiaramente ci sono tanti modi per ottenere una viticoltura sostenibile, dal biologico all'agricoltura 4.0. Già con Giacomo abbiamo già iniziato a studiare vari approcci che possiamo avere nell'azienda sperimentale affinché si diffondano in tutto il Lazio, così come in tutte le zone dove il CREA insiste. Specificamente con i Piwi abbiamo questa opportunità in un momento molto concentrato di incontrare tutti quelli che hanno avuto a che fare con i Piwi sin dal momento del miglioramento genetico, dell'attività di miglioramento genetico vera e propria, fino alla produzione vitivinicola anche di successo, e quindi avere uno spaccato molto molto esaustivo di quello che è la situazione attuale. E poi, grazie anche ai Vivai Cooperativi Rauscedo, abbiamo la possibilità di avere un momento intorno a un buffet, anche di assaggiarne, di vedere similarità e differenze con i genitori quando ci sono disponibili, e soprattutto capire quello che questi vitigni resistenti, soprattutto
in questo momento mi sta particolarmente a cuore, possano essere utilizzati all'interno della percentuale di tolleranza delle DOP affinché possano avere un successo ulteriore, perché va bene fare un vino con vitigno resistente molto buono, ma è altrettanto utile, altrettanto importante riuscire anche nei territori dove ci sono già delle realtà molto affermate come il Prosecco piuttosto che il Chianti, piuttosto che il Primitivo di Manduria, avere figli di queste piante che assomigliano tantissimo alla pianta madre che porta, diciamo, gli aspetti nobili, ma sono resistenti alle malattie. Quindi in tutte le zone sensibili, in tutte le zone più difficili, in tutte le zone dove possa essere importante avere un abbattimento quasi del 100% dei trattamenti, avere la disponibilità di una pianta derivata dal nostro vitigno nobile che abbia avuto la possibilità di essere selezionato in quella destinata regione dove il vitigno dà il meglio di sé e avere appunto figli lì selezionati che siano uguali o quasi uguali alla pianta madre, per cui ci forniscono degli strumenti ulteriori per una viticoltura radicalmente diversa da quella che era in passato. Non svelo altro, ci vedremo venerdì mattina e concluderemo con l'assaggio. Io dovrei anche ripartire poi venerdì pomeriggio per andare a Pisa a fare una lezione alla Sant'Anna, ma comunque li assaggio tutti perché non riesco a sputare niente. Per cui penso che partirò più tardi, quando almeno le cose sono smaltite. Quindi intanto grazie di nuovo e vi saluto dalla macchina perché sono stato a portare una mia moglie a una visita in ospedale, per cui sono in giro al momento. Grazie a te della disponibilità. Lasciami una battuta tornando un passo indietro rispetto al Sangiovese, che allora i veri resistenti sono i toscani. Sì, e io lo dico da toscano, per cui lo dico con cognizione di causa. Allora, benissimo, grazie Riccardo, ci vediamo nei prossimi giorni. Io intanto saluto il nostro segretario Giovanni Sordi, benvenuto, sei arrivato un po' in ritardo, dovrei un attimino bacchettarti, però vabbè, lasciamo stare. Ovviamente il direttore generale di AMAP, Francesca Severini, che chiamerei per un saluto a questo punto. Poi lasciamo la parola all'introduzione del carbon farming al dottor Furlan e poi passiamo all'assemblea. Saluto ben trovati a tutti, grazie per questa iniziativa, grazie a che ci ospita. Comunico che questa è una delle pochissime occasioni in cui mi sposto dalla sede dell'AMAP, quindi insomma si parte sempre con molta difficoltà dai nostri uffici in questo periodo. Prima o poi verremo noi in AMAP. Sì, immaginavo che sareste fatto questa battuta. E senz'altro lo aspettiamo con piacere, quindi niente, auguro a tutti un buon lavoro e grazie ancora per l'ospitalità. Grazie a te Francesca, grazie. Vai Giovanni. Allora, facciamo l'assemblea? Faccio soltanto il salutino. Allora, un saluto a tutti dalla Toscana, saluto Velasco, il dottor Velasco, che ho finalmente ho l'onore di vedere, che a Arezzo non lo vedo mai. Quindi io domani sera. Intanto sono a Marciano della Chiana, noi abbiamo uno dei vostri campi di conservazione del germoplasma. In realtà io sono toscano, sono molto aperto all'innovazione, quindi per me benvengano i kiwi, soprattutto perché sono situazioni in cui a livello climatico negli ultimi anni abbiamo visto che gli agricoltori hanno grossi problemi ad arrivare alla produzione, quindi il kiwi può essere uno dei mezzi con il quale andare a combattere il cambiamento climatico, cercando di mantenere la qualità che abbiamo sempre fatto. Poi chiaramente si sa che in Toscana ci sono delle situazioni storiche in cui si pensa di aver fatto tutto noi, di aver costruito tutto noi, che le nostre pietre sono migliori di quelle degli altri, però questo è un altro discorso. Ma insomma, le pietre sono uguali per tutti. Quindi noi come ente terra comunque siamo aperti a sperimentare di tutto di più. Quindi, caro dottor Velasco, quando sei in Toscana, se mi vieni a trovare a Marciano della Chiana, mi fai un grosso favore. L'invito è aperto. Allora, un saluto a tutti e soprattutto grazie
al Presidente, dopo la bacchettata devo chiedere scusa per il ritardo, però può dire il mio caro collega Bruno Ciù che abbiamo trovato nebbia, traffico, incidenti e più ne ha più, chi più ne ha più ne mette, quindi purtroppo noi eravamo previsti per le 5, siamo arrivati a un'ora e mezzo di ritardo, è un classico delle autostrade italiane, quindi ringraziamo bene. Io entrerò in macchina dentro un'ora e mezza. Sì, vabbè, lì dobbiamo chiedere al Ministro dei Trasporti, adesso la butto lì, visto che è abbastanza popolare. Allora, Dottor Furlan. Furlan e il dottor Correale che ci presenta proprio questa sessione del carbon farming. bene, molto interessante. Ci avevamo Come sta? i cavalieri. Sono una stampella là sotto, ma all'inizio... Ti volevo chiamare, poi ho detto, ti rompo le balle, lascio stare. Signori, io vi saluto per stasera, vengo domani sera lì, direttamente. Ciao. Vado a recuperare. Bene. Rinnovo l'invito. Ci vediamo domani sera, davanti a una bella bottiglia di Piwi. Va bene, d'accordo. Siete già in stress assemblea, quindi sarò brevissimo. Domani noi presenteremo uno schema di certificazione del carbonio. Al di fuori delle chiacchiere, visto che avete detto qua cominciano, proviamo a vedere, quindi ci esponiamo al pubblico ludibrio e vediamo se la cosa... Cioè abbiamo cercato di... siamo partiti... Allora, innanzitutto è una grande volontà del nostro Supremo. E quindi Diciamo ce l'ha calato dall'alto. seguo il mio amico Massimo, la lucida follia ci ha imposto di partire con gli schemi di certificazione. Forse ha sfruttato un momento storico favorevole anche di uomini e di mezzi e diciamo abbiamo cercato di dar corso a un esperimento, diciamo, che però noi vorremmo diventasse una proposta di schema. Vediamo se il CREA non si arrabbia, ma noi cerchiamo di mandarlo avanti. E quindi oggi abbiamo completato una presentazione con tutto lo schema, diciamo, dall'inizio alla fine. Quindi se le cose poi proseguiranno in modo positivo, i nostri agricoltori potranno cominciare a pascare, come si dice in inglese. Poi diciamo abbiamo già fatto, possiamo dire che abbiamo già fatto 2 incontri con gli stakeholders che hanno apprezzato molto, apprezzano direi il fatto che sia stato un ente pubblico, che ci sia un approccio oggettivo, indipendente alla possibilità di accedere ai crediti e quindi vabbè, ci giudicherete domani. Lascio al mio amico Federico. Grazie, molto breve anch'io. Il gruppo di lavoro di Veneto Agricoltura, o meglio, il gruppo di lavoro coordinato da CSQA con Veneto Agricoltura, ha lavorato primariamente sul fronte dei crediti carbonio del carbon farming agricolo, quindi come vedrete anticipato il collega Furlan domani, lì si è molto approfondito il tema. Il fronte forestale è un fronte che è in fase ancora molto preliminare per un motivo molto semplice che altrettanto scopriremo domani. Domani il programma è molto ricco, per noi è un programma fondamentale perché ci consente un passaggio di allineamento con chi sta lavorando alacremente, credo, sulle modalità di applicazione e di accesso al registro dei crediti di carbonio forestali, perché nel campo forestale paradossalmente noi dopo una lunghissima gestazione siamo su un quadro legislativo e normativo molto più avanzato. Per cui chi sta lavorando adesso su scala regionale fa i conti con un documento articolato che è nato da un gruppo di lavoro interregionale, passato in conferenza Stato-Regioni e approvato dai 2 ministeri di riferimento, quindi dal MASAF e dal Ministero dell'Ambiente, quindi un documento di riferimento e su quello che il CREA a livello nazionale sta preparando come documentazione tecnica per l'accesso al registro che
è formalmente istituito, mentre nel campo agricolo non c'è un registro formalmente istituito, nel campo forestale c'è un registro formalmente istituito. Ciò non toglie che un gruppo a livello regionale sia in qualche modo obbligato a lavorare, perché ricordo che oltre alle competenze regionali in fatto di gestione forestale, abbiamo anche una problematica di fare i conti con un panorama di tipologie forestali molto differenziato e anche di legislazioni su scala regionale che si differenziano. Quindi andare ad allineare la documentazione che sta producendo il CREA, anche in collaborazione con le regioni, con uno standard su scala regionale che consenta effettivamente a chi fa della buona gestione forestale, questo è uno dei temi poi chiave, di poter accedere a un sistema di valorizzazione dei crediti di carbonio è un elemento fondamentale. Capite che lavoriamo con dei paletti molto rigidi, ma all'interno di questi paletti riteniamo che il gruppo di lavoro di Veneto Agricoltura possa nelle prossime settimane e mesi, anche in base a quello che in collaborazione col CREA si potrà fare, produrre uno standard adeguato. Questo è quanto. Domani vedrete un lavoro molto articolato sul fronte agricolo e mi auguro invece che su scala comunitaria, perché avete visto l'intervento domani sarà sia su scala comunitaria che nazionale, avremo invece un quadro quasi direi addirittura di arrivo. Grazie. Grazie a lei. Io volevo intanto anche salutare chi è collegato da remoto, quindi un saluto a tutti. Permettetemi di salutare anche il professor Giuseppe Scarascia Mugnozza del European Forest Institute. Sta facendo in questo periodo una collaborazione anche con Arsial per i temi della strategia forestale, quindi lo saluto, lo ringrazio per essersi collegato e ovviamente chiederei al professore di essere collegato se avrà l'opportunità e la possibilità anche domani, perché i temi trattati sono di sua conoscenza, quindi se vorrà potrà anche dare un contributo fattivo alla discussione. Quindi ringrazio tutti. A questo punto io direi, Andrea, di iniziare con l'assemblea di Narsia, trattare i vari punti. Non lo so, do la parola al segretario. Ah, ecco, Andrea, dimmi. Sì, Prego. no, dicevo, prima di iniziare bisogna che vi dico due cose, a parte ringraziare Lorenzo e Federico con i quali abbiamo cercato di imbastire anche questo programma e le idee di questo programma. Poi ovviamente i colleghi dell'Erza Friuli che ci hanno dato tutta la grande disponibilità. Quindi ecco, questo mi sembra di poterlo dire anche Veneto Agricoltura, sempre con Gloria Falasco che ci ha aiutato anche nelle cose logistiche. La cosa altro che vi volevo dire è questa: nella cartellina voi trovate questo foglio che è la parte dell'informativa. Vi chiediamo per favore di compilarlo e poi di o metterlo qui sopra oppure se lo potete dare a Laura dello staff Narzia e dell'Arzial, perché è una cosa molto importante averla. E quindi ecco, noi potremmo iniziare, Presidente Giacomo, con l'assemblea, vedendo, no, Giovanni, le presenze del... Assolutamente. Lascio la parola a Giovanni che fa l'appello come a scuola. Prego. Allora, vediamo un attimino. queste persone qui, però... Allora, dottor Viti, Erza. Dottor Maurizio Urizio. No, questo però è la regione. Vabbè. Dottor Giacomo Carfella, non abbiamo problemi. Massimo Giorgetti. Bene.
Giovanni Sordi, sì. Andrea Rocchi? No, Rocchi è del CREA. CREA, sì. Dottoressa Fulvia Caligiuri? Dovrebbe collegarsi, non so. Ok, adesso sta arrivando. La mettiamo presente, poi dopo vediamo. Bordoni c'è. Dottor Furlan? No, questo no. Poi c'è la dottoressa Silvia. Scusa Silvia, tu c'hai la delega. Sì. Quindi c'è Bene. Motta per l'ERSAF. Sì, questo se letto. Poi c'è la dottoressa Severini per l'AMAP e la dottoressa, mi scusi, mi sfugge, Petroniero per l'ARSAR. Bene. Blasi, Piazza, Molise. No, Blasi, dottor Blasi, teniamolo. di Alzia. Benissimo. Quindi siamo esserci tutti? Scusate, Laure Sardegna. Ah, Laure Sardegna. Ecco, Laure Sardegna. Bene. Grazie. Segniamo anche lui, quindi sì, siamo tutti. Bene. Allora Tutti. cominciamo. Praticamente adesso quando si collega la dottoressa Caligiuri siamo tutti. Comunque c'è Tanto c'è chi è delegato. c'è Bruno. Possiamo cominciare? Vai, allora, oggi è convocata l'assemblea, quindi l'ordine del giorno è approvazione verbale della seduta precedente. Si legge, no? Di cui tutti avete avuto, penso, la copia a suo tempo, per mail. Decisione circa i termini di pagamento della quota associativa annuale del 2026. Il verbale lo devo aver approvato, se non ci sono osservazioni lo devo Sì, certamente. Poi c'è l'approvazione del bilancio del 2026 di cui la stessa avete avuto una copia. punto lo Sì, poi lo trattiamo. Intanto leggiamo tutto e poi punto punto lo trattiamo. Allora, presenza di Anazia, eventi e fiere, confronto proposte sulla realizzazione dell'evento Dialogo di Anazia primavera e autunno 2026, presentazione proposte per eventuale implementazione del sito di Anazia, vari eventuali. Questo è l'ordine del giorno completo. Allora, come ha già detto il Presidente, quindi si pensa che se c'è qualcuno contrario all'approvazione del verbale della seduta precedente, alza la mano. Nessuno alza la mano, quindi automaticamente approvato. Numero 1. Decisione circa i termini di pagamento della quota associativa del 2026. Io direi aprire la discussione per quanto riguarda il termine di pagamento. Ricordiamo che non nell'ultima assemblea ma in quella precedente abbiamo aumentato la quota associativa da 1.000 a 2.000 euro. Sì. Non stiamo parlando di cifre gigantesche, però vorremmo condividere con voi le modalità di pagamento. Solitamente in un'unica soluzione a giugno, ma pensavamo e ragionavamo sulla possibilità di anticipare la quota associativa entro il primo trimestre, se fosse possibile, dell'anno, per avere le disponibilità anche di programmazione di attività e iniziative che durante l'anno dobbiamo svolgere. Poi ragioneremo su una serie di tematiche che riguardano proprio l'attività, anche i programmi di attività dell'associazione. Quindi se siete tutti d'accordo, entro massimo marzo entro 30 di marzo di poter pagare la quota. Abbiamo un tesoretto ancora attivo, poi lo vedrete nel bilancio, però è il caso, visto che abbiamo in qualche modo stiamo evolvendo anche in termini di comunicazione, di necessità magari di condividere giornate formative o altro, sarebbe opportuno avere già dall'inizio dell'anno un gruzzoletto, un piccolo salvadenaio da poter utilizzare per le attività. Quindi se è possibile pagare molto più in anticipo del 30 di marzo. Mettiamo 30 di marzo data limite, però se è possibile. Fiato sul collo, quindi credo che sia, se non ci sono osservazioni io lo darei per approvato. Assolutamente, ma ci sono osservazioni in atto? Qualcuno che è contrario a questo? Quindi direi approvato il secondo punto.
Adesso abbiamo l'approvazione del bilancio preventivo del 2026. Lo possiamo votare sulla schermo? Valentino ce lo... No, sì, ecco. Facciamo operazione. Sì, deve riaprire il file. Eccolo. Allora, Parlo io? Sì, Vabbè, comunque si vede molto bene, sono un po'... Allora, gli elementi di bilancio sono veramente pochi, quindi anche di facile descrizione e diciamo di descrizione immediata, quindi vedete che sono tutte spese abbastanza, diciamo, consuete e diciamo, vedete c'è anche un avanzo di cassa in pareggio di 12.600 euro. Esatto. Se guardiamo bene, abbiamo reintrodotto la possibilità di riproporre il corso di Irrora, che ha avuto un grandissimo successo, svolto quanto un mese fa in collaborazione con Veneto Agricoltura, ovviamente che ringraziamo nuovamente per la disponibilità. Siccome ci sono state tantissime richieste di avere una nuova edizione del corso, abbiamo introdotto uno stanziamento che era quello praticamente già utilizzato per la precedente edizione del corso, e quindi abbiamo inserito l'importo. Poi ci sono, più che altro sono costi vivi. Abbiamo aggiunto un budget di circa 4.200 euro per iniziative e eventi. Sono una piccola somma, però anche per produrre anche un po' di merchandising, di cartelline, stampare un po' di cose. Probabilmente servirà anche un piccolo budget da destinare a queste necessità. La voce più alta è il sito internet, giustamente, sì, il sito che internet è estremamente necessario. Perché abbiamo visto che è necessario un soggetto esterno ad Anarsia che possa in qualche modo fare i redazionali, implementare il sito, ma lì ci servirà la collaborazione un po' di tutti, perché dobbiamo, una volta dal 1° dal 2 di dicembre, il sito è online, quindi è sul web, accessibile a tutti. Vengono in qualche modo replicate un po' quelle che sono le attività anche delle singole agenzie, ma per adesso, visto che la nostra è un'associazione molto giovane, i contenuti interni ancora sono, diciamo, bassi, non sono tantissimi, e va necessariamente riempito di contenuti. Per fare questo serve la proattività e diciamo, la collaborazione di tutte quante le agenzie. E quindi è indispensabile che attraverso un soggetto terzo, che poi è il redattore del sito, che ci farà anche che ci fornirà la propria collaborazione, riusciamo attraverso loro a riempire un po', a animare un po' il sito. Un contenitore tra virgolette vuoto e anche poco di interesse non solo per le agenzie stesse, ma anche per gli stakeholder esterni. Che dovremo coinvolgere in vario modo, introducendo argomenti, tematiche, eventi formativi che anche le singole agenzie su tematiche che sono trasversali, non sono praticamente verticali su un argomento specifico, che sono in interesse di tutte le altre agenzie, quindi anche dei territori che rappresentano, possono essere in qualche modo promossi sul web. Questo è un po' il quadro. Ora si collegherà poi dopo, ovviamente è già collegato? Allora io non lo so se... Sì, gli diamo subito la parola. Sì. Il bilancio... Ma voglio dire, talmente tanto... Vabbè, chiediamo ufficialmente, ci sono osservazioni da fare? Ci sono, diciamo, voti non favorevoli? No. Niente, approvata l'unanimità e quindi possiamo chiudere, vai? Avanti.
A questo punto darei la parola ad ADT Design, non so chi c'è collegato, c'è Claudio Copuzza, gli darei la parola in modo tale che intanto ci fa un refresh sui contenuti attuali del sito, ci riparla un po' del sito e poi ci dà istruzioni o consigli per cercare in qualche modo di permettere a loro di fare il lavoro di implementazione. Claudio, mi senti? Sì, buonasera a tutti. Mi sentite bene? Sì, Benissimo. perfettamente. Buonasera. Sì, io diciamo non voglio rubare troppo tempo a questa assemblea, quindi condividerò il mio schermo col sito NARS, che spero che tanti di voi abbiano già visto. Mi dite se lo vedete, sì? Perfetto, ok. Io insomma lo vedo condiviso, quindi immagino che c'è, adesso è arrivato, sì. Faccio un racconto per chi non l'avesse visto, facciamo così. Abbiamo messo da poco online la piattaforma e abbiamo attivato questo servizio di redazione del progetto web, quindi diciamo, qualcuno di voi ha ricevuto dei contatti da Sara per ricevere informazioni da ricondividere e sistemare all'interno della piattaforma. Abbiamo predisposto un'area per comunicare il prossimo evento, quindi l'evento più prossimo che fa l'associazione, e quindi c'è questo evento adesso di Udine. C'è un'introduzione su chi è l'associazione con tutte le agenzie associate che abbiamo messo in home page, così è subito chiaro insomma chi ne fa parte, e poi a seguire ci sono un po' di condivisione di attività tra una citazione, l'accesso alla formazione, agli eventi e le notizie che vengono direttamente dalla sezione appunto diciamo notizie blog che ci abbiamo. Quello che volevo farvi vedere che se volete poi possiamo guardare le pagine Chi siamo, dove sono più descrittive, si parla dell'agenzia, della governance, insomma tutte le persone che ne fanno parte. Quello che ci interessa maggiormente è la popolazione degli archivi. Quello più semplice da gestire, vi dico, è la sezione ovviamente delle notizie. Stiamo facendo un po' un lavoro vi chiediamo a voi, ci iscriviamo alle vostre newsletter, guardiamo i portali delle altre agenzie per cercare di recuperare informazioni che sono da ricondividere, insomma, condivisibili da tutte quante le agenzie territoriali, e poi negli eventi cerchiamo di segnare quello che sono appunto degli appuntamenti all'interno. Ora forse parlando del 10 qui ci manca uno 0, mi sa che qua c'è un errore, però questo adesso lo sistemiamo velocemente. E abbiamo fatto un po' di pregresso, ci abbiamo preso anche i vecchi eventi, abbiamo fatto un po' di storico, visto che l'associazione è nata da qualche tempo ma il sito arriva dopo, abbiamo ripopolato con gli eventi passati. Così abbiamo fatto per la formazione, inserendo in questo momento diciamo, l'unico evento di formazione che avevamo. Quello che ad oggi non è popolato, infatti è una sezione di work in progress, è questa dell'archivio, dove ci aspettiamo piano piano di ricevere documenti, paper, approfondimenti, cioè tutto ciò che le varie agenzie hanno e stanno sviluppando e che può essere condivisibile con l'associazione e quindi poi un po' con tutti. Quindi questa è una sezione che ad oggi non ha ricevuto ancora contenuto, quindi lo aspetta, mentre le altre man mano le stiamo andando ad aggiornare. Quindi torneremo da voi ogni settimana 2 a chiedervi che novità ci sono e di condividercele. Noi poi ovviamente daremo la nostra mano per uniformare le informazioni da inserire, però ecco, è compito nostro tenere aggiornato il sito e darvi diciamo, questa possibilità di trovare le cose che hanno un interesse trasversale tutte insieme su questa piattaforma. Non so se Giacomo volevi No, io qualche approfondimento in particolare. No, noi ci siamo spesi per cercare di acquisire da ogni agenzia il referente, chiamiamolo, del sito. Sì. Quindi chiedo a tutti
i direttori gli hanno dato i nominativi dei soggetti, di stimolarli in qualche modo a essere parte attiva nel processo di, come posso dire, di evoluzione del sito, perché se no rimane una cosa online, come dicevo prima, e se non ci sono pochi contenuti diventa poco appetibile e anche poco significativo nello scambio di conoscenza che attraverso il sito noi possiamo mettere in disponibilità non solo delle altre agenzie, ma anche sì, degli agricoltori, comunque di tutti gli stakeholder, i soggetti del settore agricolo. Quindi chiedo veramente a tutti che si facciano parte attiva in tal senso, anche perché oltre che alle informazioni che ogni agenzia mette nel proprio di sito, è un modo per replicarle anche in un'altra piattaforma, in un altro spazio, ampliando la possibilità al di fuori della propria regione di condividere tematiche che potenzialmente sono di interesse di trasversali a tutte le regioni italiane. Quindi questa è una cosa che vi chiedo caldamente. Saremo capaci di evolverci nel momento in cui saremo veramente in grado, automotivandoci, di dare un contributo fattivo alle azioni dell'associazione, perché se no si rischia che veramente, come dico sempre, un po' la tensione si abbassa e non vorrei che nel tempo diciamo, l'interesse verso l'associazione, in cui credo tantissimo, possa diminuire e quindi sfociare in altro. Quindi grazie, ringrazio ovviamente Claudio per la disponibilità, i suoi collaboratori, per il lavoro fatto, per la pazienza che avete avuto in questo periodo di formazione del sito. Intanto l'abbiamo messo in onda, è stato già un risultato, poi ovviamente cercheremo di farlo diventare sicuramente più interessante, più bello anche stilisticamente e come forma, però intanto bene così, quindi grazie. Prego. Allora, innanzitutto ci sono anche proposte da parte dei vari rappresentanti degli enti e delle agenzie sul sito, ci sono altre idee, ci sono altre cose. Niente. Va bene, penso che si va avanti il prossimo punto. Abbiamo saltato dei punti. Grazie Claudio. Grazie. Io vi saluto, buon lavoro, continuate così. E quindi Arrivederci. adesso passiamo al punto della presenza di Anarzia ad eventi e fiere. Io direi, cioè, un tasto importante, anche perché ci sono tanti eventi agricoli, tante situazioni anche interne direttamente delle regioni, delle varie regioni, anche più locali. E quindi io direi, se ci fossero delle proposte oppure delle segnalazioni, quindi potrebbero essere gli eventi o le fiere a cui vogliamo e dobbiamo partecipare, anche dobbiamo, perché dobbiamo far vedere che siamo presenti. Qualcuno, visto che non abbiamo grande disponibilità per poterci allora, accolgo subito la provocazione e ti dirò che non è una fiera, non è un evento, ma noi in Toscana abbiamo inaugurato il campo prova della sicurezza delle macchine agricole, che è un unicum a livello, direi, quasi nazionale, se non oltre, perché poi a livello... Sì, ne parlai in una delle prime occasioni, l'abbiamo inaugurato e sarebbe un piacere per noi fare un evento lì per far vedere che cos'è questo campo prova, quali sono le prospettive sulla sicurezza in agricoltura. Noi abbiamo intenzione, abbiamo già avuto da parte della Regione Toscana un finanziamento di 2,5 milioni per creare il centro della sicurezza in agricoltura della Regione Toscana, con aule, possibilità di insegnare, possibilità di avere dei simulatori per quanto riguarda la guida agricola e poi farla nella pratica con esercizi molto più complessi e difficili di quelli che sono. Le esercitazioni si fanno per avere i patenti dei trattori, che io dico sempre una specie di tassa, non sono proprio prove chissà che. Quindi l'idea è quella di poi implementare questo discorso, anche di trasferire queste competenze alle altre agenzie. Noi lo vogliamo, siamo tutti qua, possiamo far utilizzare il campo anche da altri,
E quindi ma in qualche modo se noi una formazione anche. la visita di cui Certo, l'invito è ben accetto da parte, credo, di tutti quanti. anche per capire bene questa cosa qua. La sicurezza non sono mai secondari ad altre tematiche, quindi ben venga. Grazie di questo. Condivideremo magari una giornata insieme per poter visitare e poi, perché no, ragioniamo sulle possibilità di poter fruire di giornate formative anche pagandole se necessario. Dobbiamo magari i relatori lo faremo. No, ma non solo, noi possiamo anche. Non so quanti campi ci siano. No, a quei livelli lì no. Quel livello lì no, diciamo che sono prove abbastanza complesse, allora, attraverso anche la fruizione delle competenze sia dell'Università di Firenze, del professor Vieri sull'agricoltura di precisione, che sull'Accademia dei Georgofili, che ha partecipato alla costituzione del campo, e soprattutto proprio l'idea di creare un centro della sicurezza che va sia dalla parte agricola ma anche dalla parte forestale, perché noi lì abbiamo un ulteriore centro, dico bene Bruno che tu conosci meglio di me, che è Rincine, che è la foresta modello della regione Toscana e dove noi abbiamo intenzione di creare corsi per anche la sicurezza forestale, che è molto sottovalutata, quindi anche l'utilizzo delle piccole macchine, delle motoseghe, se non dei mezzi per attraversare la foresta. E quindi noi uniamo queste due cose e poi lo uniremo nella creazione del centro della sicurezza lì a Cesa, perché lì abbiamo effettivamente avuto un finanziamento importante per creare un ulteriore avanzamento con la scuola della sicurezza e anche il corso della sicurezza magari per i diritti agrari, per un'implementazione dei corsi universitari, per la guida consapevole del trattore con l'ausilio dell'agricoltura di precisione. E questa è una cosa molto interessante, io direi da allargarla, magari facciamo 2 giornate. Una andiamo a Cesa e vediamo il campo prova e poi andiamo alla foresta modello per vedere quello che è la parte forestazione e la sicurezza della forestazione. E poi potremo anche, io la propongo così, poi dopodiché vediamo quando farla e come farla. E poi dopodiché direi anche di andare a concludere il fatto di interessare anche quelli che sono i formatori, perché noi stiamo creando i formatori per quanto riguarda il campo prova. Quindi noi abbiamo già 11 formatori, possiamo anche prendere e fare in modo che i vostri operatori vengano a formarsi da noi e diventare altrettanto altri formatori, e questo apre a una implementazione, a far germogliare meglio il concetto sicurezza all'interno delle nostre agenzie. Quindi questo te lo spedisco, così te lo mando. Quindi niente, noi intanto la buttiamo lì come possibilità di evento, come possibilità di... Lo invitiamo, sì. Ma se vuole venire... Crea è sempre, lavora sempre con noi. Anche ultimamente abbiamo fatto una manifestazione insieme a Crea per quanto riguarda la viticoltura. Abbiamo trattato anche non soltanto i piwi, ma abbiamo trattato anche il discorso di introdurre delle varietà del sud del mondo all'interno delle nostre vigne. Perché? Perché si va incontro a un cambiamento climatico e quindi lo combattiamo sia con i piwi per quanto riguarda un discorso di mantenere un concetto molto autoctono delle nostre varietà. Però noi sappiamo anche che con il cambiamento climatico sono cambiate le caratteristiche dei vini, che il PVT cosa ti assicura? Ti assicura la resistenza all'audio e soprattutto al peronoso, quindi alle crittogame, quindi non agli insetti, tanto per cominciare, quindi già cominciamo a parlare, a selezionare le concettualità. Però noi abbiamo un problema di cambiamento dei vini e su questo non è mai stato così tanto approfondito. Perché? Perché abbiamo, quando si parla di Merlot, Cabernet, di vitigni diciamo internazionali, Merlot per esempio c'è un grosso problema anche in Toscana, fa delle acidità bassissime, fa dei pH altissimi, sono vini completamente piatti, esce anche la parte nord. Quindi io direi di approfondire anche questo concetto di introduzione. Per esempio, non si parlava di vitigni armeni, che l'Armenia, ricordiamoci, è la patria del vino vera, la Georgia e l'Armenia, il vino è nato lì. E quindi andare a proporre cose diverse, non i soliti vitigni francesi, non i soliti vitigni internazionali, ma andare a cercare cose diverse potrebbe essere molto interessante, che anche per allargare un mercato che in questo momento ha delle fortissime difficoltà, specialmente sui vini rossi, e quindi questo è il concetto. E poi il cambiamento climatico per il discorso dell'innalzamento delle quote della produzione dei vini.
Bene. Affrontiamo tutte queste cose qui anche. Bene. Io invece volevo... Scusate, posso aggiungere una cosa? Prego. Anche due. Sono Tommaso Bessa dell'Agenzia Laure Sardegna. In quel contesto molto interessante del campo prova, tra l'altro visitato da un gruppo di tecnici e operatori agricoli anche della Sardegna nell'ambito del progetto della misura 1 del PSR 1422, se siete d'accordo potremmo anche collegarlo con gli aspetti che riguardano gli adempimenti legati alla condizionalità sociale. Si lega molto bene tutto il discorso perché è un tema nuovo, non molto, diciamo, conosciuto dai produttori agricoli e sarebbe molto interessante capire come le autorità preposte ai controlli del tema sulla condizionalità sociale stanno operando così da diffondere le buone prassi a livello nazionale e prevenire eventuali infrazioni e sanzioni conseguenti. Questa potrebbe essere un'idea, la sto lanciando così, vista Posso dare l'ultimo l'entusiasmo. colpo? Ho preso appunti, grazie. Do l'ultimo colpo. Anche il concetto di implementare la sicurezza da un certo punto di vista e soprattutto l'agricoltura di precisione e l'automazione delle operazioni vuol dire anche andare a combattere il fenomeno del caporalato. Quindi c'è anche questo qui, insomma, parla di sociale, togliere queste situazioni dalle mani dei caporali e metterle in mano a tecnici elevati, esperti e soprattutto innovativi e soprattutto giovani, perché è una possibilità di implementazione dell'occupazione in agricoltura di giovani che possono essere spinti da quello che è Caporalato, però l'integrazione della tecnologia certo a quello che è in qualche modo l'occhio umano, la competenza umana va sempre in qualche modo affiancata. Assolutamente. È un'integrazione. E quindi detto questo, mi piacerebbe come contributo per il prossimo futuro magari ipotizzare che delle giornate di lavoro che facciamo possa nascere un piccolo giornale sul sito, che pubblicheremo sul sito. Questo mi viene di proporlo perché sennò poi diventa anche difficile riuscire a collettare o raccogliere tutti gli interventi, quindi se riuscissimo a trasfondere in un piccolo giornale delle iniziative e metterlo in disponibilità, potrebbe essere anche questa una proposta che sottopongo all'Assemblea. E poi troveremo il modo di come renderla effettivamente, di come portarla a casa. ora però direi sì. No, non so se ci quali altri punti. No, io direi una cosa, perché adesso ho proposto io, però nessuno di loro ha proposto qualcosa. Certo. Quindi io direi anche, non è che la Toscana propone tutto e fa insomma la parte del leone, è giusto condividere tutti e quindi è giusto dare delle possibilità di eventi a tutti, perché più eventi facciamo, più siamo visibili, più riempiamo il nostro sito internet e più riusciamo a fare un servizio per le agenzie, per i nostri tecnici e per gli agricoltori. Quindi la parola a voi, chi è che vuole intervenire, che ha qualcosa da proporre e qualcosa da dire da questo punto di vista. Prego. Avanti, forza, un po' di coraggio. Io è che l'ho presa a piene mani. Avanti! Sono d'accordo, è corretto, perché noi facciamo assolutamente sì. Allora come proposta, a prescindere dall'evento singolo, dalla scelta, potremmo sottoporre magari nella prossima assemblea, non dico in questa perché adesso è in fase di discussione, dei temi condivisi, quindi si faccia avanti qualcuno anche per sottoporre un tema che poi condividiamo in assemblea, potenzialmente associato a un'iniziativa, a un evento. Questo potrebbe essere una forma corretta per tradurre quello che stai dicendo in fatti concreti.
sarebbe tempo di fare riassunto di una di analisi. Allora, puoi andare. No, sono d'accordo. Questo ragionamento l'abbiamo condiviso proprio nello strutturare proprio queste iniziative e questo evento, e dicevamo proprio con Andrea la possibilità di tirar fuori un documento da queste giornate che possa essere in qualche modo sottoposto in discussione anche in ambito centrale. Se no ci parliamo tra di noi, è giusto, serve alla crescita, però il tema sottoposto da Furlan sulle forme di certificazione, se non ho capito male, visto che è un tema che stiamo condividendo e il CREA ascolta, potenzialmente se diciamo, siamo accomunati intorno a questo tema potremmo dare forza alla proposta di Veneto Agricoltura attraverso la sottoscrizione di un documento comune di tutte le agenzie funzionale a in qualche modo avallare quella forma di certificazione. Per dirne una, se condividete, così almeno strutturiamo un po' anche i ragionamenti che diamo struttura ai ragionamenti che facciamo. Guardo anche Monteleone. Ho capito che se uno per qualcosa non si serve. Infatti. Venite, no, vieni. Certo. È importante il vostro punto su questo premio. Vai, parlo qua. Se non vogliamo No. solamente No, ma secondo allora funzionali diciamo, il CREA diciamo, è centrale fino a un certo punto, muove ricerca e innovazione, no, ma diciamo, non è che prende decisioni, adesso al di là del compito che la norma ci affida sul tema del registro diciamo, dei crediti di carbonio, però diciamo, è chiaro che il nostro obiettivo altrettanto è diciamo, muovere attraverso la ricerca, diciamo, trasferire la ricerca e costruire anche evidentemente delle posizioni condivise su dei temi su cui è possibile lavorare in maniera condivisa. Anche il tema diciamo, della sicurezza sul lavoro in agricoltura diciamo, è un tema diciamo, che magari noi affrontiamo in piccole nicchie con il nostro centro di ingegneria e trasformazione agroalimentari, dove comunque noi anche abbiamo no, il campo prova a Treviglio sui macchinari. È importante condividere queste esperienze proprio perché da queste esperienze, oltre alle competenze dei ricercatori, dei tecnici, delle agenzie, diciamo, possiamo favorire la crescita, così come sulla sicurezza forestale, diciamo, mi hai ricordato un corso che come io ho coordinato Rete Rurale Nazionale nel periodo di programmazione precedente, noi abbiamo promosso con Raul Romano che ci sta per raggiungere il corso pilota For Italy per la sicurezza nei cantieri forestali, ma parliamo di questo che poi è diventato diciamo, un punto di riferimento nel TUF e che è stato ripreso, no? Noi dobbiamo essere capaci di muovere no, delle cose nella stessa direzione, di farne sistema. Il Presidente ha lanciato un tema, quello delle TEA, delle NGT, che è chiaramente un tema di discussione. Io, diciamo, ovviamente, non volendo smentire il mio Presidente, diciamo, penso che è altrettanto importante nel percorso, abbiamo parlato di Piwi, ma diciamo, evidentemente nel percorso costruire e continuare a investire sulla ricerca varietale, che è chiaramente alla base anche dei ragionamenti sulle TEA e diciamo CREA e agenzie hanno l'enorme forza di avere un patrimonio di varietale mostruoso, importante, che va probabilmente anche condiviso meglio, perché chiaramente quella che è proprietà di ciascuno di noi è proprietà, diciamo, come dire, della collettività e dobbiamo essere anche un po' più consapevoli di quello che abbiamo in mano e dei percorsi che stiamo facendo su questi temi. Io credo che i temi, diciamo, più si parla e più escono fuori e più siamo in grado di stimolarli. Con Giacomo, dicevamo prima dell'inizio dei lavori, che uno degli obiettivi che CREA può dare anche in vista di una discussione di domani è individuare alcuni temi strategici della nostra ricerca che possono essere oggetto di condivisione e poi magari discuterli e individuare con voi evidentemente quelle che sono le priorità.
ricordo che anche diciamo, nell'evento in Calabria noi presentammo ad esempio il nostro progetto Azinet che era agli albori in questo momento, ma proprio prima quando mi hanno chiamato mi hanno detto che appunto sarà presentato in CDA a fine mese, perché abbiamo fatto degli avanzamenti importanti. Per noi condividere anche questi strumenti è un elemento chiaramente diciamo di importanza strategica, quindi poi ragioneremo. Abbiamo un canale anche abbastanza prioritario nei confronti di Crea, perché tu sei gentilissimo e sempre presente nonostante i 1000 impegni anche nei consigli di amministrazione. Il presidente Rocchi non ha mai lesinato la sua presenza, il suo contributo, e ti dico, noi lo apprezziamo tantissimo. Il mio di assessore è parte del consiglio di amministrazione, quindi anche su questo, diciamo, questa forte relazione. Io oggi sono presidente perché disgraziatamente un anno fa esatto Nicola mi chiamava in vacanza e mi diceva: io non posso più, mi devi sollevare almeno da questo. Io mi sono immolato e ho iniziato a farlo. Quindi voglio dire, ribadisco l'importanza del vostro contributo e della vostra presenza. Ovviamente noi continueremo per la nostra strada cercando di dare il contributo che riteniamo necessario. Quello che diceva Silvia sul fatto e sull'esigenza di traspondere, poi di trasformare i nostri dialoghi in documenti sottoscritti, ma io vi dico proprio mettiamoci la firma sopra, che possono in qualche modo essere poi riportati nei vari tavoli di ragionamento e di discussione, ma solamente come contributo fattivo a quello che potrebbero essere gli sviluppi futuri delle tematiche che noi portiamo all'attenzione degli associati o comunque qua nel tavolo di discussione. Quindi non c'è altro. Io credo che sia piano piano stiamo un po' affinando i ragionamenti. Assolutamente ti do subito la parola e credo che si stia prendendo una strada importante. Io ribadisco anche un'altra cosa che inizialmente è partita, mi ricordo al primo evento dei dialoghi ospiti di Ente Terre Toscane, quelle dei tavoli che abbiamo formato non solo sul tema di Rora, ma sulla parte praticamente dell'Achis, sul tavolo diciamo della parte amministrativa, perché non ci dimentichiamo, abbiamo pure gli aspetti burocratici che incombono su di noi, uno dei tanti, non so quanti enti siano in sperimentazione accrual, ma quello è un altro dei temi che già da subito praticamente ci trova impegnatissimi in un adempimento un po' fumoso che però ci è stato calato dall'alto e su cui dovremo adempiere. Per cui l'importanza anche di riattivare la discussione all'interno dei tavoli, soprattutto chi coordina i tavoli dovrebbe essere parte, garantire anche la sollecitazione rispetto agli altri. Io mi taccio, ringrazio. Dico una cosa aggiuntiva perché diciamo, mi hai tirato in ballo facendomi dei complimenti che non mi merito, però, diciamo, però una cosa importante perché io diciamo, lo comunico a tutti perché ci tengo. Io sono diciamo, consigliere eletto diciamo, dalla comunità scientifica dell'ente, no? Quindi la mia volontà di partecipazione a queste iniziative è anche appunto apprendere per poter trasferire diciamo, ai miei colleghi. L'ente è composto di 12 centri sparpagliati in tutta Italia, dal nord al sud, dalle Alpi alle Piramidi, al Manzanale del Reno, veramente, e con competenze le più svariate. E diciamo, il mio compito è anche in parte riuscire a trasferire ai miei colleghi le opportunità che possono derivare dalla collaborazione con le agenzie e altrettanto riuscire a trasferire altrettanto alle agenzie quelle che sono le potenzialità del nostro ente, che sono molto svariate. Io stesso faccio molta difficoltà a conoscerle perché comunque l'ente è fatto di 2000 dipendenti e 900 ricercatori, di sedi che si occupano di un po' tutti i temi dell'agricoltura, quindi è evidente che dobbiamo portare il CREA in maniera strutturata qui dentro è difficile, però riuscire
a essere un punto di collegamento è una cosa che ritengo molto importante. E di questo ti ringraziamo nuovamente. Grazie. Grazie. Prego. Di questo momento di dialogo di Aranza e di campo della parte, partecipiamo all'European Carbon Farming Summit che si terrà a Verona a marzo. Quindi quello potrebbe essere, secondo me, un momento, cioè, molto più prossimo, perché sta arrivando proprio europeo. Si aspettano almeno 500 partecipanti, parlando di stati di Verona, e quello potrebbe essere un momento. Poi abbiamo le disponibilità lì, visto che siamo una organizzatori, abbiamo la disponibilità di avere anche tutto lo stipendio delle strutture che non abbiamo passato per organizzare le quindi potrebbe essere magari se da questi cavi viene una posizione comune, un documento, qualcosa che possiamo fissare. Mozione accolta. Accolta. Assolutamente sì, lo dobbiamo fare, dobbiamo tradurre, diciamo, riuscire a mettere in fila tutte le tematiche, tutte le proposte, ovviamente tradurlo in un documento che sottoscriveremo e che anche in occasione di queste iniziative, di questo evento, potrà essere eventualmente promosso come attività di analisi. Questo forum sono pensare di trovare contenuti una vicenda però magari Benissimo, grazie, assolutamente sì, ovviamente compatibilmente con i tempi vostri, con le esigenze vostre, con quello che riusciremo a maturare alla fine di questa iniziativa, quindi ben venga, assolutamente. Non so se abbiamo altri punti. Sì, abbiamo altri punti, c'è Fulvia Caligiuri, la dottoressa Caligiuri, è riuscita a collegarsi. Benvenuta dottoressa, come dicevo al suo assessore l'altro giorno, avendolo incontrato, ormai lei ci snobba, diciamo. No, no, vi prego. Volevo essere lì con voi, perdonatemi, buonasera a tutti, ma sono appena arrivata a Bruxelles per un evento di domani e quindi non riuscivo proprio a farcela. Domani mattina presto devo essere qua. Un saluto a te, Presidente, un saluto a Giovanni, ad Andrea, a tutti i convenuti, a tutta la sala. Sono contenta di sentire che ci sono tante iniziative, vuol dire che insomma Anarsia farà tanta strada oltre a quella che è già fatta. Non so se c'è Nicola in sala, ma sicuramente Nicola Noccia, diciamo, è in attesa di evoluzioni della sua carriera importanti, quindi vedo gli sguardi tristi dei collaboratori di Veneto Agricoltura, ma vabbè, ma sono altrettanto... probabilmente prossimamente avremo notizie belle, importanti per lui e ovviamente gli auguriamo il meglio. Assolutamente sì, e non avevamo dubbi, ma i colleghi insomma sono dello stesso calibro, quindi insomma sicuramente Anarsia con l'apporto di tutti, come dicevi tu Giacomo, insomma cercheremo di fare sempre di più del nostro meglio, anzi mi dispiace che io in questo periodo purtroppo non sono stata molto a vostro servizio, ma spero di recuperare, così con il nuovo anno ci saranno insomma più determinazioni anche da parte nostra, quindi insomma c'è Marcello in sala. Ma noi ormai, scusami Fulvio, noi ormai siamo tuoi fan, sappiamo tutto quello che fai, per cui ti sosteniamo, ti seguiamo. Ma siete troppo gentili, ti è una seguiamo, famiglia oramai la quindi siamo nostra, felicissimi grazie. dei tuoi successi, delle tue iniziative. Ovviamente ricordiamo tutti quanti, l'abbiamo detto prima, con un sorriso e con un piacere grandissimo l'iniziativa e l'accoglienza che ci avete riservato in Calabria
nella seconda La edizione prima è una lunga serie, dei Giacomo, dialoghi. Presidente, Dei la prima dialoghi. è Lo lunga. rifaremo sicuramente, spero che questa collaborazione duri più a lungo. Ovviamente i direttori generali sono soggetti a spoil system, almeno nel mio caso spero di durare il più possibile, perché sono veramente molto onorato di essere presidente, affascinato dai temi dell'agricoltura, che come Mauro non hanno fatto parte della mia carriera per lungo tempo. Sono da 2 anni che mi occupo di questi temi affascinanti, meravigliosi, stimolanti, e quindi speriamo in una lunga collaborazione. È esattamente così, la Calabria vi aspetta. Vi ascolto un altro poco e poi purtroppo mi devo allontanare. Grazie, in bocca al lupo per Un questa abbraccio a iniziativa tutti. meravigliosa Grazie. a Bruxelles. Grazie a Ciao voi, un Fulvia, abbraccio. vi grazie, ascolto. grazie. Sì, allora, avevamo questo fatto del confronto e proposte sulla realizzazione degli eventi dialoghi in Arzia, ma praticamente poi l'abbiamo un po' sviscerato. Vediamo se ci sono ultime proposte, c'è qualcuno ancora vuole parlare di qualcosa? No, io direi sui prossimi incontri abbiamo accolto l'invito di Alsia, per cui se siamo tutti quanti d'accordo a essere invitati da Alsia, noi lo faremo volentieri. Tra l'altro, se posso, noi in primavera organizzeremo un'intervista generale sui prodotti di qualità della Basilicata, per dare un po' di lancio a questi prodotti, soprattutto a dell'operazione del una ventina di prodotti, però stentano a ricordare come potremmo supportare i o le associazioni che ci sono dentro, che stanno delle lavori negli anni proprio. Quindi quello potrebbe potrebbe essere. Benissimo, noi facciamo solitamente, come saprà, un evento proprio in primavera e un evento in autunno. Quest'anno ci siamo un po' trascinati un po' verso le festività natalizie, anche se con fatica un po' di tutti, perché sono chiusura d'anno, per cui siamo tutti presi da 1000 incombenze. L'altra proposta è potenzialmente che anche il Lazio potrebbe ospitare, magari in autunno, una iniziativa per cui Sì. noi siamo anche noi a disposizione, magari in quell'occasione coinvolgeremo in modo più sostanzioso il CREA in questa iniziativa, e magari ci faremo ospitare una giornata nella bella sede del centro storico di Roma, vicino il Colosseo. Quindi proveremo a organizzare questa iniziativa nel Lazio. Possiamo a questo punto chiudere, poi i temi li tratteremo. Quelle due varie, diciamo. Ah, prego, prego Andrea. Sì, intanto quindi siamo a posto, Alzia in primavera, Lazio in autunno, quindi ci siamo. No, dicevo allora che ci sono due varie che però così ve le presentiamo. Allora, una sarebbe un protocollo con AgriWorld, che Expo, che non so se ricordate, praticamente come, scusa? Se vi ricordate, noi abbiamo partecipato al AgriWorld Expo come Anarzia, insieme un po' tutte, che rappresentava un po' tutte le agenzie a Matera e quindi in Basilicata. Ora l'AgriWorld Expo voleva, che è un'associazione per, leggete, innovazione, turismo, quindi un'associazione come la nostra, vorrebbe fare proprio un protocollo insieme per far sì che le iniziative che loro fanno vedano sempre disponibile, e quindi un po' la collaborazione di Anarzia. Siccome condividiamo il fatto proprio anche dell'innovazione e l'esperienza di Matera
è stata una buona esperienza. Quindi ecco, pensavamo di accettare di fare questo protocollo. Ci abbiamo lavorato insieme ai tecnici dell'AgriWorld e poi magari con l'ufficio di presidenza possiamo vederlo meglio nel dettaglio. Però ecco, se c'è questa volontà da parte dell'Assemblea, noi potremmo andare avanti con questo protocollo, che è un modo appunto di diciamo far fuoriuscire anche, no, Anarzia e le agenzie con altre realtà che ovviamente condividono con noi gli argomenti e gli obiettivi. Quindi ecco, non so se poi ovviamente questo ci stiamo lavorando, sarà a disposizione di tutte le agenzie, perché lo diffonderemo una volta che diciamo, l'ufficio di presidenza magari l'ha visto nel dettaglio. No, Mettiamo in qualche modo ai voti. sì, Mettiamo ai voti questa proposta. Chi è favorevole? Alzi la mano. Pochi, Chi è contrario? C'è qualcosa che non torna. Gli astenuti? Boh, uno. Ma allora ribadisco la votazione, che c'è gente proprio che non ha risposto. Con minimo di attenzione. Chi è? Allora, silenzio e assenso. Chi è che non è favorevole a questa operazione? Sono tutti favorevoli, approvata. Vai. Andrea, parla dell'ultimo. Sì. Una astenuta, giusto? Una astenuta. Allora, l'altra varia è questa. Però prima si vedeva, adesso non si vede più. Non si lo vedono tutti. Allora, la seconda proposta è questa, è la formazione per lo sviluppo di competenze manageriali. Non so se ricordate, ma un paio d'anni fa noi abbiamo fatto un corso di formazione proprio a livello manageriale, dove hanno partecipato, cioè era stato organizzato da Veneto Agricoltura, ma che in qualche maniera poi ha allargato, come è avvenuto con momenti di formazione nel Lazio, nelle Marche, eccetera. Quindi aveva allargato queste. Ora praticamente si propone, e magari di ragionarci, un qualcosa che potrebbe essere continuativo per quanto riguarda le nostre agenzie, quindi momenti formativi manageriali con una programmazione, e quindi con ovviamente determinando obiettivi, destinatari, eccetera. Anche questo è un qualcosa da ragionarci, perché potrebbe essere una proposta diciamo di Anarzia nel suo complesso, che poi ogni agenzia può prendere, fare sua, e quindi poi magari fare la formazione e l'evento, oppure per esempio condividerla ovviamente, poi magari 2 o 3 agenzie si possono mettere insieme per fare questa formazione, o addirittura potrebbe essere la stessa Anarzia che magari fa un momento di formazione per tutti, diciamo, per tutte le agenzie, sempre in questo ambito e con questo obiettivo. Ecco, questo potrebbe essere. Allora, Andrea me ne ha parlato, diciamo, poco prima, diciamo, di avviare i lavori della giornata odierna.
E in qualche modo era mia volontà sottoporre all'Assemblea, tra le varie eventuali, l'ipotesi di avviare una sorta di fabbisogno formativo di Anarsia, condividendo tematiche comuni da sottoporre proprio all'associazione. Quindi mi piacerebbe somministrare un documento che viene in qualche modo in termini di proposta, formare una sorta di piano formativo e capire in che modo, attraverso quali risorse, con quale modalità noi potremmo fare un calendario di giornate formative che sicuramente ogni agenzia farà per proprio conto. I miei mi dicono facciamo sempre formazione, la formazione è importante, però condividere, allargare i temi di una programmazione di giornate formative con le agenzie a me fa molto piacere, potrebbe essere anche un'iniziativa da sperimentare. E magari la finanzieremo noi. Con questa forma probabilmente potrebbe essere una forma interessante. Credo più che la cosa fatta settoriale a gruppi geograficamente compatibili, se i temi sono trasversali e condivisi tutti, fare delle giornate formative di tutti gli associati, individuando i soggetti che ogni agenzia proporrà per essere formati, e credo che sia una forma che possa trovare il favore di tutti quanti. Quindi questa era una proposta che si avvicina molto a questa iniziativa. Ovvio. Soprattutto online, cerchiamo di capire se si riesce anche a fare in presenza, che magari può essere più efficace su alcune tematiche. Daremo l'autorizzazione al personale a spostarsi pagandogli non solo la formazione ma anche la trasferta. Quindi la vedo, diciamo, come un'iniziativa positiva. Prego. Assolutamente è così, assolutamente è così, assolutamente è così. Cioè tutti gli eventi formativi che possono avere un interesse, diciamo, promossi da ogni agenzia, che possono essere in termini numeriche di classe accessibili anche ad altri, come è stato anche in altre occasioni, Veneto Agricoltura in una giornata diciamo organizzata, credo nel 2024 maggio-aprile, che ricordo io, mettiamo sul sito, promuoviamo che siano in FAD, che siano, diciamo, con la possibilità, diciamo, di collegarsi al momento della somministrazione della formazione. Assolutamente possiamo condividere quelli che sono temi trasversali dove c'è la possibilità di accesso, diciamo, più o meno limitato o illimitato. Quindi una delle proprio degli obiettivi del sito era anche questo, condividere eventi e giornate formative e metterle in disponibilità di tutti quanti. Un'altra osservazione un po' parziale che riguarda abbiamo diversi staccati da e farmi un anno una formazione obbligatoria di 40 ore di fare della tutti quanti. Sono direzione allora credo che un bel riconoscimento da parte della Regione Toscana della formazione potrebbe alla fine di un corso fare dei quiz con fare dei moduli esami. Quindi io direi anche che tutti i soldi che faremo dove non avete tutta l'informazione. Sì, no, la certificazione, speriamo poi di capire quanti di questi eventi formativi che condivideremo possono essere in qualche modo ausiliati da una certificazione di formazione, perché
non tutte le società accreditate che fanno formazione magari esterne all'ente possano, diciamo, somministrare la certificazione a una platea ampia di personale partecipante. Non lo so, cerchiamo anche di capire anche questo, che solitamente le certificazioni se le fanno pagare classe da 25 in media e hanno un costo. Però benissimo, quindi siamo tutti d'accordo su magari valutare un piano formativo che va oltre quelle che ogni singola agenzia, quindi proprio di Anarsia, per somministrare noi questa formazione pagandola ove ci siano le risorse finanziarie adeguate? Benissimo, allora anche questo lo diamo per approvato. Io direi di chiudere i lavori dell'assemblea, è stata un po' più lunga del solito. Io da domani non parlerò più, ascolterò solamente. No, sarà così, sarà così. Quindi grazie ancora a tutti, grazie a Mauro, grazie a tutti. Sì, salutiamo anche coloro che erano collegati. Io ho bisogno che vi ricordo, per favore, l'informativa della privacy e l'altra cosa, magari qualcuno che è arrivato in fretta, forse non so se sono andati tutti a registrare benissimo. Allora, grazie per l'informativa della privacy. Grazie a tutti. Ah sì, questo però bisogna che ce lo dà... Paolo Tonello ci dà indicazioni per la cena. Sì, beh, era prevista per le 8, sono le 8, ci sarà un locale che è a pochi passi da qua, all'Osteria da Pozzo, e quindi già offerta, insomma, compresa nell'organizzazione. Si chiama Osteria? Osteria da Pozzo. Osteria da Pozzo, Questo invece ne Paolo? Grazie. Il mio amico Ricci, saluto il mio amico Ricci. Ciao Fausto. Paolo.